È con questa bella immagine che cominciamo il nostro collegamento qui dalla tenuta Poggio Pollino sulle prime colline imolesi. Qui con me Marino Pasquali. Allora, ho detto immagine emblematica perché vediamo questa, come si chiama? Piadina fritta, ficattola, come si chiama? Allora, a Imola è sempre stata piadina fritta, poi io lo chiamo gnocco per via delle dimensioni, Ok. perché è piccolino. Ecco, qui la ricetta per queste che si chiamano anche crescentine in altri Sì, luoghi. crescentine nel bolognese, nel castellano. La mia ricetta si differisce un po' dalle altre in quanto io non aggiungo né strutto né olio né burro, nessun grasso all'interno dell'impasto. E quindi praticamente sono più sane, possiamo dire? Sì, per quello che si può definire sano un cibo fritto, ma va bene, insomma. Anche Sono perché, sane perché fanno bene. esatto, fanno bene anche perché sono accompagnate in genere dal grande sorriso dei salumi, perché qui in Romagna l'accoglienza viene fatta col cosiddetto tagliere o taglierino o taglierone nel caso della tenuta Poggio Pollino, perché qui praticamente le dimensioni sono sempre abbondanti, esattamente come era il mangiare di Romagna della festa. Come sono io, sono abbondante, no, uno fa tanta strada per arrivare fino a qua, deve star bene. Altro sipario che si lega sempre alla tradizione, però come consuetudine di Marino anche all'innovazione. Sì, innovazione che in questo caso è retroattiva, nel senso andiamo a ripescare le vecchie tradizioni. Qui abbiamo un prodotto che è la nostra piadina romagnola, fatta però con grano, è un grano monococco, qualità Norberto, sono grani antichi, Sì. quindi basso indice glicemico, alto carico proteico, che viene coltivato a Castelguelfo. Quindi siamo a chilometro la poco. territorialità rispettata al 100%, che è poi la caratteristica, insomma, di quello anche che ci porta qua, a rispettare il territorio, le tradizioni e anche le eccellenze che, come abbiamo sempre detto, sono rappresentate dall'enogastronomia, dalle tradizioni culinarie, ma anche dal mondo sportivo e motoristico, perché a portarci qui, come sempre, è l'annuncio della prossima edizione del premio Ezio Pirazzini, protagonista di una passione, che si lega a articoli e video di studenti delle scuole superiori di Imola, ma anche del territorio circostante. Insomma, la Romagna è chiamata a raccolta. Io adesso mi sposto perché chiaramente è il momento di comporre con salumi e altri ingredienti. Vedete, sono già qua preparati e siamo pronti per andare in tavola. Allora, andiamo a sentire qualche battuta rispetto a questo premio che abbiamo anticipato, dalla cucina alla tavola, ma poi dalla tavola alle scuole e dalle scuole al lavoro, che sia un articolo, che sia un video. Tra i giurati della giuria tecnica e professionale, Beppe Tassi. Allora, un premio che si ripropone e che fa guardare al mondo dell'informazione, dritto dritto, e naturalmente ai miti dello sport. Eh sì, è molto impegnativo per i ragazzi, ma nello stesso tempo molto aperto come tematica. Quindi i miti sono il riferimento, i grandi campioni di ieri e di oggi. E poi anche la possibilità di mettere in discussione il procedimento con cui il giornalismo li racconta. Quindi alla larga dalle fake news, molto vicini invece alla concretezza e al cuore di questi personaggi. Scavando dentro la personalità dei campioni si imparano, secondo me, anche delle ricette di vita che poi sono importanti per ciascuno di noi. Dicevo, un mondo delle scuole, allora qui abbiamo l'ingegner Rossella Catalano che rappresenta uno degli istituti storici della città di Imola. Si tratta delle scuole alberghetti, dico scuole in generale perché oggi è un mondo composito davvero, anche con la parte liceale. Chiamerà a raccolta ai suoi studenti rispetto a questo tema? Assolutamente sì, anche perché sicuramente lo sport può essere la chiave di volta per i nostri ragazzi che sono sempre più, tra virgolette, intossicati dalla tecnologia, sono sempre più isolati con questi telefonini, con questi social. Lo sport può essere veramente un fattore comune che li allontani da questa bolla che si sono creati e invece li porti finalmente ad essere parte attiva del mondo. Quindi grazie mille per il vostro impegno. Grazie a voi per l'impegno che verrà, perché adesso insomma si guarda al futuro. Allora, giornalismo
giornalismo e sport, naturalmente qui ci sono altri giornalisti sportivi, allora mi metto in mezzo tra voi due, una battuta veloce che so che sarà veloce perché questi salumi e questo gnocco fritto vi attendono. No, allora, no, io volevo sottolineare come interessante il tema di quest'anno perché, allora, intanto giornalismo e sport, no? E gli uni, cioè i giornalisti raccontano lo sport e quindi già lì è un argomento che si può andare a vedere come fare, come il modo migliore e così via. Ma la parte più interessante è dopo i 2 punti, perché mito e verità, miti, ma possiamo dire anche mito, e in realtà sono un po' in contrapposizione fra loro secondo me, perché allora il mito è fantasia, esaltazione, enfatizzazione e anche poesia, no? Se però raccontiamo la verità sul mito, molte di queste cose si perdono un po' perché si ridimensionano. Questo è un tema che secondo me i ragazzi dovrebbero cogliere. Certo, e questo è proprio l'approfondimento. Allora, a te Gigi, concludere il commento. Ho conosciuto Ezio con la penna in mano e non amava certamente, diciamo, il computer. Hai detto al 10° mi volevo fermare, invece io dico lunga vita al premio Pirazzini perché se lo merita e perché è, diciamo, una nostra eccellenza. Grazie, difatti abbiamo fatto questa accoppiata, eccellenze di tutti i tipi, dallo sport al giornalismo alla cucina, perché appunto noi così concludiamo sempre, anche perché il nostro programma proprio di agroalimentare, turismo, territorio, vocazione e tradizione racconta. Gianfranco Bernardi, presidente del comitato organizzatore. Tu hai detto che volevamo smetterci, alla 10ª edizione volevamo smettere, però sapevamo che non smettevamo, hai capito bene? Io vorrei, tanto grazie per questo banchetto, che tu sentissi il rappresentante delle poste perché ne avremo bisogno delle poste, senti anche il suo parere per piacere. Ok, allora io le passo direttamente il microfono per una battuta veloce. Vi ringrazio per l'invito, manifestazione bellissima, piena di valori che ormai quasi non si vedono in giro, quindi bella perché coinvolge i giovani, quindi sono i giovani che danno futuro e quindi ci servono a continuare. Non è vero che non hanno dei valori, ma basta semplicemente stimolarli e il premio Pirazzini è un ottimo stimolo. Difatti è così. Allora, intanto che io faccio il giro di tavolo per raggiungere gli altri ospiti, vediamo questo collegamento che abbiamo realizzato durante la conferenza stampa. Elena Penazzi, assessore all'autodromo del Comune di Imola. Una bellissima opportunità per comunque aiutare i giovani a uno stimolo ulteriore alla scrittura. Dicevamo prima, ci siamo persi un pochino questa passione per la scrittura e il premio Pirazzini aiuterà i giovani a riscoprire la voglia di trovare la notizia, di elaborarla e di ricercare i personaggi giusti da descrivere, proprio quello che faceva Ezio. E anche davvero è l'occasione perché gli insegnanti insieme ai ragazzi possano davvero ragionare insieme e per poter sviluppare uno senso critico, perché in questo momento, in questo periodo certamente è difficile distinguere dal vero giornalismo, vero giornalista, a chi si improvvisa, chi non raccoglie dalle fonti dirette, e è importante per tutti, diciamo, riprendere un pochino questi aspetti, proprio un'analisi critica di quello che viene proposto. So che vi becco con la bocca piena e non sarebbe educato, ma qui stare senza la bocca piena è impossibile. Allora, il Mondo Allianz ci segue sempre, Alessandro Parra, Gabriele Accorsi. Insomma, una bella testimonianza anche con questa 12ª edizione, ci auguriamo. Sì, assolutamente. Siamo contenti di essere qui per questa 12ª edizione. Noi abbiamo partecipato a 11 su 12, quindi siamo contenti e speriamo di continuare a esserci. Allora, Romolo Pirazzini con il Mondo CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, partecipa sempre a questo premio, anche perché oltre agli assegni in denaro vanno diversi premi in natura. Ci piace raccontare i nostri prodotti regalandoli sia agli studenti sia agli insegnanti sia alle scuole. Mettere insieme il mondo dell'agricoltura e dello sport pare che ce la stiamo facendo. A me sembra che stiano bene assieme, convivono
e danno anche futuro al territorio, all'agricoltura, ma anche allo sport stesso che si abbina all'ambiente, al territorio e quant'altro. Ecco. E questa è la meraviglia e la sorpresa di Marino, che ogni tanto ci riserva, e devo dire che è davvero la più apprezzata. Grazie, sì. Dai, è inverno, allora si fa il maialino. Esatto. Non l'abbiamo mai fatto in queste manifestazioni qui, ho detto oggi glielo faccio. Anche perché disfare il maiale un tempo era proprio la tradizione del mese di gennaio che continuava a febbraio, insomma, sì, sì. prima della primavera. Sì. Maiale, maialino, le porzioni e via. Oh, brindisi! Allora, questo è il finale, chiamato direttamente da Marino Pasquali, qui dalla tenuta Poggio Pollino. E allora noi finiamo come sempre, dico, a Tarallucci e vino, ma il contenuto che abbiamo messo sia nel piatto sia sul piatto degli studenti è molto più ricco, perché ci porta alla riflessione. Quindi appuntamento a tutti per il 27 maggio con la cerimonia di premiazione del premio Pirazzini 12ª edizione, e che dire, appuntamento invece tra 7 giorni per la prossima puntata di questa nostra bella trasmissione. Con i frutti della terra a cielo aperto, cin cin, e grazie a tutti. Ciao Marino! In collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera.